75 coltellate non per crudeltà ma per inesperienza. Dopo le motivazioni della sentenza dell'ergastolo Turetta e l'esclusione dell'aggravante e lo sfogo della sorella di Giulia crea un precedente Salvini vergognoso. Dalla politica al paese è un'ingiustizia, c'è rabbia a Vigonovo per le motivazioni della sentenza che ha condannato all'ergastolo Turetta per il femminicidio di Cecchettin. Dopo la denuncia dell'assessora di Dolo Chiara Giuliano nei confronti di un 55enne che l'ha molestata, altre donne hanno trovato il coraggio di agire, l'ha dichiarato lei intervenendo a Ring. Le 3 vittime di ieri allungano una terribile scia di sangue sulla Romea, l'appello dei sindaci di Codevigo e Chioggia, serve prudenza, questa strada non perdona alcun errore. Maxi sequestro dell'Agenzia delle Dogane sezione marittima e delle Fiamme Gialle del secondo gruppo Venezia al porto di Fusina. Si tratta di un carico di 900.000 dosi di medicinali provenienti da paesi extracomunitari e Chioggia si prepara alla stagione estiva con iniziative mirate alla legalità, alla sicurezza stradale e alla valorizzazione del territorio, promuovendo un ambiente accogliente e protetto per cittadini e visitatori. Buonasera, bentrovati e bentrovate, edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Cominciamo subito con le notizie. In primo piano, lo avete sentito anche dai nostri titoli, lo sfogo della sorella di Giulia Cecchettin, Elena Cecchettin, dopo aver letto le motivazioni della sentenza. Le 75 coltellate inferte a Giulia Cecchettin non sono infatti dovute alla crudeltà ma all'inabilità di Turetta. Lo sfogo dunque della sorella di Giulia, così si segna un terribile precedente ed interviene anche il ministro Salvini. Una sentenza simile, con motivazioni simili, in un momento storico come quello in cui stiamo vivendo, non è solo pericolosa, ma segna un terribile precedente. Se Gino Cecchettin per ora ha deciso di non rilasciare commenti, Elena, la sorella di Giulia, si è invece sfogata con un post su Instagram dopo aver letto le motivazioni della condanna a Filippo Turetta. 143 pagine in cui, tra il resto, si definisce il numero delle coltellate inferte a Giulia, 75, non dovuto dalla crudeltà, ma dall'inabilità e inesperienza dell'imputato. Parole che pesano come macigni per Elena, che scrive ancora: sapete cosa ha ucciso mia sorella? Non solo una mano violenta, ma la giustificazione e menefreghismo per gli stadi di violenza che anticipano il femminicidio. Motivazioni definite vergognose dal vice premier Salvini. Imbarazzante e vergognoso. Imbarazzante e vergognoso nel momento in cui tutti ci stiamo impegnando per ridurre questi odiosi atti di violenza nei confronti delle donne. Dire che 75 coltellate non sono frutto di violenza ma sono frutto di inesperienza è tragica. Spero che si siano spiegati male, perché se ci fosse veramente scritto così sarebbe drammatico. Ma queste motivazioni, spiega l'avvocato di Gino Cecchettin Stefano Tigani, sono complesse e vanno analizzate bene. La motivazione è complessa, va studiata approfonditamente. Non vorrei si dimenticasse che è una sentenza che ha condannato comunque una persona a un ergastolo molto solido, perché, e lo leggiamo nelle motivazioni bene, la premeditazione è veramente granitica e inscalfibile, se si può dire così, ma anche il mancato riconoscimento delle generiche è solido e ben motivato, però la Corte ha confermato un proposito criminale straordinario. Dopo, sulle circostanze aggravanti non riconosciute, è logico, noi sosteniamo che ci fossero, lo abbiamo detto anche in discussione, per cui non torniamo certo sui nostri passi. Tigani, da tecnico qual è, spiega poi. Non vorrei ragionassimo di pancia, perché sarebbe da parte nostra poco professionale. Siccome noi siamo dei professionisti, restiamo sul tecnico. Il fatto che l'aggravante della crudeltà possa essere giustificato da 75 coltellate non esiste, nel senso che la giurisprudenza richiede comunque di più, o meglio, non è scontato che un numero spropositato di coltellate sia considerabile come aggravante di crudeltà. Noi riteniamo che però non ci fosse solo questo elemento, non c'era solo questo elemento per consentirne il riconoscimento, e su questo andremo certamente avanti. Ci sono dei giorni adesso che ci separano da un'eventuale impugnazione e avremo bisogno di vederci, ma lo faremo a breve anche con Gino, i familiari, poi c'è la questione anche della nonna che non c'è più, quindi sono questioni oltre che di merito anche tecniche che dovremo approfondire.
Dalla politica al paese c'è rabbia a Vigonovo dopo la sentenza. Siamo in Italia e va sempre a finire così. Dico solo questo. Io trovo assurda questa cosa, sinceramente. Tanto assurda. Se 75 coltellate sono poche. E non è crudeltà questa, io non so che cosa sia la crudeltà a questo mondo allora. Inesperto, cosa voleva dargliene 100 a fare il record mondiale? Non lo so, è veramente assurdo l'Italia, è assurdo. Giusto un po' per tutti. È stato un caso molto seguito, quindi è giusto per tutti secondo me. È che è una ingiustizia seguire certe prassi. Per me basta solo una coltellata per dire che è una crudeltà. Troppo poca la pena, è che cioè, da mamma, da donna, non è giusto. Per me non dovevano dargli l'ergastolo, dovevano fargli quello che gli ha fatto a lei. Scusami, ma sono cattiva. C'è rabbia a Vigonovo dopo aver letto le motivazioni della sentenza che ha condannato all'ergastolo Filippo Turetta, escludendo l'aggravante della crudeltà oltre a quella dello stalking. Ma se il 23enne di Torreglia è così, secondo lo psicoterapeuta Casteller la responsabilità è da ricercare nella famiglia. Turetta è un'arma che è stata costruita in un contesto anche familiare oltre che sociale e non poteva che esplodere in una situazione come questa. Quindi le colpe sono sicuramente del Turetta perché il penale è soggettivo, ma nasce in un contesto, e mi rivolgo alle famiglie che ci stanno ascoltando, che costruiscono soggetti come questi. Non ho mai visto aggredire se non si è visto aggredire. Clinicamente il modello aggressivo si deve replicare. Non esistono figli che aggrediscono se non hanno visto forme aggressive nella famiglia o nel contesto sociale in cui si muovono. Ed è dalla famiglia, evidenzia ancora Casteller, che Turetta vuole la soluzione. Il Turetta la soluzione non la vuole dal giudice o dal papà della Giulia o da qualsiasi altro. La sua unica soluzione che lui ritiene importante è quella dei suoi familiari. Nel momento in cui i suoi familiari dichiarano chiaramente, pubblicamente o in modo riservato che la colpa c'è, però non è così grave, lui è già assolto. Poi che ci sia l'ergastolo, che ci sia non è importante nella sua forma inconscia mentale. Molestie dopo la denuncia dell'assessora di Dolo Chiara Giuliano hanno trovato il coraggio di agire anche altre donne, l'ha raccontato lei stessa a Ring. E altre persone sono andate a fare denuncia dopo la mia rispetto a questa persona e sono molto felice di questo perché dà forza alla giustizia per procedere e tenerlo in un luogo sicuro, lontano dalle persone a cui ha fatto del male. E ci tengo a dire però che il 99% delle donne che mi hanno scritto in questi giorni mi ha detto anch'io ho subito. C'è un sotterraneo di cui noi non abbiamo idea, non ci rendiamo conto di quanto grave sia la situazione sulla violenza contro le donne. Il motivo per cui l'assessore di Dolo Chiara Giuliano aveva deciso di rendere pubblico, nonostante le difficoltà personali, quanto subito, ha centrato l'obiettivo: far sì che altre donne denunciassero la tentata violenza sessuale, per cui un 55enne con problemi psichici è stato arrestato dopo la denuncia di Giuliano. Non è infatti un episodio isolato. Ho saputo che nella settimana in cui ho denunciato io ce n'è stata un'altra, veniva perseguitata da mesi, intanto è vero che è stata arrestata poi per stalking, che non è il mio caso. Non è il mio caso, io mi sono trovata solo nel momento sbagliato, nel luogo sbagliato, pur sapendo che lui questo genere di azioni le aveva già commesse. Stando a quanto raccolto dagli investigatori, l'uomo si recava di continuo nel locale in cui lavorava la ragazza per incontrarla, scattando le foto per poi postarle sui social contornate da cuoricini. Al momento nell'inchiesta non risulta essere stata formulata alcuna ipotesi di reati di natura sessuale, ma gli accertamenti sono in corso. Così come il 55enne probabilmente sarà sottoposto ad analisi psicologiche. Giuliano procederà anche contro chi in questi giorni ha postato commenti offensivi nei suoi confronti, anche da parte di donne. Sono arrivati gli insulti, poi sono arrivate
gli inviti a ingrassare, così che io non rischierò mai più di venire violentata, perché di questo si parla. E a parte la bassezza e lo schifo di questi commenti, che sì, provvederò a denunciare. Solidarietà all'assessore è arrivata anche dai sindaci dell'Unione del Miranese. E dopo l'ultimo incidente mortale sulla Romea, i sindaci lanciano un appello. Paolo Tagliaferri, 68 anni, Pietro De Gidio, 67, Pasquale Spagnolo, 53. Sono 3 amici di Ferrara, le ultime vittime della strada statale 309 Romea. La loro vita si è spezzata qui alle 15 di martedì al chilometro 103, quando la loro auto, una Renault Scenic, si è scontrata contro un tir carico di legname condotto da un 54enne di Giavera del Montello, rimasto leggermente ferito. La Romea non perdona, ripete chi conosce questa strada, che in questo tratto nel comune di Codevigo, nei pressi di Rosara, è un lungo rettilineo. Sulle cause dell'ultimo tragico incidente la Procura di Padova ha aperto un fascicolo. Il camionista potrebbe essere indagato per omicidio stradale. All'origine un malore del conducente dell'auto, un sorpasso azzardato, come ce ne sono molti. Una tragedia a cui chi vive lungo questa strada, la percorre tutti i giorni, come il sindaco di Codevigo, Ettore Lazzaro, rischia di abituarsi. È grave dire una cosa del genere, che ci stiamo abituando, perché succedono mortali. L'anno scorso, tanto per dare un dato, nei nostri 9 chilometri ci sono stati 6 mortali. Quest'anno partiamo con un primo incidente con 3 morti, e questo è molto grave. Dicevo, l'abitudine è una cosa grave, fare abitudine su queste cose. Nel frattempo le amministrazioni senza sosta lavorano sulla messa in sicurezza. I 9 chilometri di Romea di Codevigo sono tagliati da 4 incroci. Da almeno 10 anni il comune collabora con ANAS per la realizzazione di 4 rotatorie. Noi, per quanto riguarda la parte amministrativa, ci prodighiamo per coadiuvare ANAS nelle varie progettazioni. Speriamo di vederne i frutti, io spererei al più presto possibile. In attesa che si muova qualcosa, dai primi cittadini di Codevigo e della vicina Chioggia arriva un appello. Serve prudenza e attenzione quando si percorre la Romea. Io dico sì, diamo la colpa a questa strada, questa statale della morte, però dobbiamo prestare attenzione quando ci mettiamo alla guida di un veicolo. Ecco, è vero che la Romea non perdona, se uno commette un errore, dall'altra parte arriva un altro veicolo. La Romea raramente è completamente libera, se non di notte. Ecco, è chiaro che la Romea non perdona, perché il traffico è tantissimo, però ripeto, l'errore umano è sempre dietro all'angolo. E sul fatto è intervenuto anche il consigliere regionale del PD e vicepresidente della Commissione Infrastrutture, Jonathan Montanariello. La vicepresidente De Berti ci spiega che ci sono dei progetti che vedono degli ostacoli di chi non condivide. Vorremmo ricordare alla vicepresidente De Berti che non è una questione ideologica. I territori della Riviera e i territori del Miranese hanno già pagato un durissimo prezzo quando è stato fatto il passante e stanno ancora attendendo tutte quelle opere di compensazione che dovevano essere fatte e che oggi, che cavolo, la società del passante ha le risorse economiche per farle, non vengono realizzate e si usano quei soldi per la pedemontana addirittura. Quindi capite bene che c'è una diffidenza giustificata da parte di alcuni territori. È evidente che nessun progetto sarà condiviso con i territori se tu vai in alcune comunità e provi a violentarle tagliandole in due con una strada che le attraversa. Allora mi chiedo, facciamo apposta a fare progetti dove qualche comunità deve insorgere in modo che possiamo giustificare che c'è sempre qualcuno che dice no? Si può anche ragionare per lavorare sull'attuale sedime della Romea e con interventi che non sono solo la messa in sicurezza, ma interventi anche costosi, la vedano messa in sicurezza una volta per tutte. I progetti ci sono, manca la volontà e la voglia di spendere risorse.
Dura la posizione quindi nei confronti della Regione. Noi voltiamo pagina. Maxi sequestro al porto di Fusina dagli operatori dell'Agenzia delle Dogane sezione marittima e delle Fiamme Gialle di Venezia. Si tratta di un carico di 900.000 dosi di medicinali provenienti da paesi extracomunitari che nascosti in un semirimorchio sbarcato da una motonave proveniente dalla Grecia in mezzo a merci di altro genere. I farmaci, in base a quanto verificato, erano di origine asiatica e sprovvisti della documentazione obbligatoria e delle autorizzazioni delle autorità sanitarie. Le successive analisi hanno accertato che il prodotto, qualificato come medicinale ad uso urologico nel mercato nero, avrebbe avuto un valore commerciale di circa 2,3 milioni di euro. Voltiamo pagina nuovamente, ci spostiamo a Chioggia perché la città si prepara alla stagione estiva con iniziative mirate alla legalità. Chioggia rafforza il suo impegno per la sicurezza e l'accoglienza turistica con la terza edizione dell'evento dedicato alla legalità promosso da Confcommercio Unione Metropolitana di Venezia e Rovigo. L'iniziativa, sostenuta da Prefettura, Questura, Forze dell'Ordine e ASL Tre Serenissima, punta a creare una sinergia tra istituzioni e imprese locali per garantire un ambiente sereno e protetto, specialmente con l'arrivo della stagione estiva. La presenza delle forze dell'ordine compatte oggi è la dimostrazione, insieme alle sue eccellenze del prefetto, che questa attenzione non verrà abbassata ma verrà sempre migliorata. Che cos'è che dovremmo valorizzare ancora, cioè che la gente apprezzerebbe? Ma lo sappiamo benissimo, ci sono due problemini che stanno migliorando ma ci vuole ancora un po'. L'arrivo usando un treno che sia un treno metropolitano e la possibilità di avere una viabilità che permetta di raggiungere con più sicurezza possibile Chioggia e le sue bellezze. Tra le priorità figura anche la sicurezza stradale, con particolare attenzione alla strada Romea, tristemente nota per l'elevato numero di incidenti mortali. Il problema della Romea è un problema serio, credo che debba essere affrontato anche in termini di sicurezza. Speriamo che nei prossimi progetti del Sistema Nazionale di Viabilità ci sia anche spazio per la sicurezza, una maggiore sicurezza di una strada importante di comunicazione che collega direttamente Ravenna con Mestre. Grazie a strumenti e strategie condivise si promuove una gestione attenta del territorio, tutelando il decoro urbano e l'ambiente, oltre a contrastare eventuali comportamenti scorretti. Troppo spesso i social vengono utilizzati, secondo me, in maniera errata e escono notizie negative rispetto a una città che invece è splendida. Ed è stata intitolata questa mattina nell'isola di Pellestrina una strada che porterà per sempre il nome e il ricordo di due grandi campioni del remo. Grande commozione a Pellestrina per l'intitolazione di una strada dell'isola a Beppi Fonger e Sergio Tagliapietra Ciaci, due grandi leggendari campioni della voga e re del remo, i due più grandi con il maggior numero di successi nella regata storica, scomparsi nell'ottobre 2022 a poche ore l'uno dall'altro. L'intitolazione, uno slargo dell'isola proprio davanti alla Remiera, è stata fortemente voluta dalla giunta comunale su proposta dell'assessore alla toponomastica Paola Mar, che ha così raccolto anche una richiesta arrivata dalla municipalità del Lido Pellestrina. È stata anche l'occasione per ricordare Palmiro Fonger. Nel ricordo di Ciaci e Fonger, io ero bambina e vedevo le loro regate dal terrazzo su Canagrande della mia nonna, e quindi essere qui oggi è anche un po' per me ritornare indietro ma anche avanti, perché aver saputo conservare queste tradizioni, avere dei giovani che vogano ancora, avere la possibilità di diffonderle al mondo è una cosa assolutamente importante. Tra i presenti alla cerimonia anche i delegati Scarpa Marta e Giusto, il presidente della municipalità Guberti, le figlie di Ciaci commosse insieme al figlio di Beppi. Tutta l'isola ha partecipato con una regata sociale alla Remiera di Pellestrina. Segnale perché resti la voga sia ricordata per quello che è nella storia e nella cultura non solo di Pellestrina ma di Venezia. Siamo qui per questo momento per noi bello ma anche chiaramente emozionante, perché ci ritroviamo a commemorare papà, al quale viene intitolata la strada oggi assieme all'altro grande campione Beppi Fonger. Rimaniamo in Laguna, grande successo per la corsa notturna proprio a Venezia. Nicolò Petrin, panettiere veneziano abituato a fare i pani di notte, a lavorare ma evidentemente anche a correre,
che già più volte aveva vinto questa gara negli anni scorsi, ed Elisa Sartori, trentina, tecnico amministrativo dell'Università di Trento, sono stati con merito i vincitori della spettacolare nona edizione del CMP Venice Night Trail, la corsa urbana notturna organizzata da Venice Marathon, primo appuntamento del 2025, con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Venezia e anche dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale, gara che ha visto oltre 5.000 atleti al via creare un lunghissimo fiume di luci che hanno illuminato campi e campieri in una Venezia per molti sconosciuta e inedita, creando lungo i 16 km di percorso e i 51 ponti attraversati dagli atleti una coreografia davvero unica e molto suggestiva. Dopo 5 volte l'emozione è come fosse sempre la prima, perché riconfermarsi non è mai facile, però l'emozione che regala questa città è indescrivibile. Mi sono trovata bene su questo tipo di percorso, era la mia prima volta e la mia prima vittoria, quindi sono contentissima. Nicolò prima di partire mi ha detto di correre col cuore, io l'ho fatto e alla fine è andata bene, quindi sono contenta. Molto soddisfatti gli organizzatori di questo primo appuntamento che ha mantenuto le attese, una gara splendida. Oltre che essere una grande festa di sport e di running, questa è anche una gara molto impegnativa tecnicamente, e sia a livello maschile sia femminile abbiamo visto delle gare molto belle, molto interessanti sul piano agonistico, spettacolare. Si conferma una gara unica al mondo, eccezionale, in una città eccezionale. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati in nostra compagnia. Subito dopo la sigla, come sempre, il meteo a tutti. L'augurio di una buona serata, arrivederci.